Beh, siamo davanti a un'autentica catastrofe, 1 miliardo di euro di danni ci sta, c'è tutto, stiamo parlando di danni ingenti sia sotto il profilo delle infrastrutture pubbliche, 100 km di strade da rifare, delle infrastrutture private, dei boschi, 100.000 ettari di bosco che se ne sono andati, sono rasi al suolo e poi molti altri danni che andiamo giorno dopo giorno a quantificare. Il primo appello lo facciamo al governo, visto che considerato che paghiamo un sacco di tasse, ci aspettiamo una bella risposta e il governo ci è sempre stato a fianco fino ad ora, ci sono già dei bei propositi, vedo dichiarazioni su cifre, 250 milioni da una parte, i 149 milioni dall'altra, parlo del Ministero dell'Ambiente, vedo adesso il Ministro Centinaio che ha anticipato che anche forse l'agricoltura interverrà e così via. E c'è bisogno dell'aiuto di tutti, anche dei cittadini e delle imprese. Fra l'altro ringrazio perché ci sono moltissime imprese, siamo qui al centro estero di Union Camere con il Presidente Pozza. Ricordo anche che molte imprese hanno già iniziato a versare, addirittura molti rinunciano agli omaggi di Natale, dicono storniamo tutte le cifre al conto corrente della Regione, che è il conto dedicato ai nostri alluvionati, ai catastrofati come li chiamo io, no?